Buonasera, buonasera e benvenuto a Galati. Un paese che lei ama profondamente. Con tutto il cuore, è il nostro paese, ci sono nato e sono qui come se non sono mai andato via di questo paese. E a ritornare qui in momenti come questi, feste natalizie, a ritrovare amici e parenti, il fuoco, il bellissimo fuoco, le zampogne che stanno arrivando, sono delle emozioni proprio incontrollabili. Sono così talmente fiero, talmente contento di essere qui a celebrare con voi. Cosa ha portato oltreoceano di Galati Mamertino? Cosa ho portato? Ho portato la fretta perché volevo arrivare qui in fretta, proprio a stare con mia madre, a stare con i parenti e tutto. Bellissimo che ho trovato un bellissimo tempo, proprio non natalizio, diciamo, come temperatura, come cosa. Si va a giro in maglietta. Nulla, ho portato i saluti da tutti i miei fratelli, mia sorella, cugini, cioè quando vai a Galati saluta tutti e dai un abbraccio per me, fai gli auguri proprio di un buon Natale e un felicissimo anno nuovo. Lei che ha girato il mondo, ha assorbito tantissime esperienze, Los Angeles, Miami, Dubai, ma come guarda il mondo, la Sicilia e i borghi come quello di Galati Mamertino? È bellissimo girare il mondo, vedere tutte le culture, le tradizioni, e rispettare tutti, perché bisogna rispettare tutte queste tradizioni, tutte queste belle cose in giro per il mondo. Cioè noi essere un galatese, essere nato qui, essere un siciliano, cioè, ci abbiamo quell'extra con noi che ce l'abbiamo nel cuore, che ce l'abbiamo nel sangue. Che quando si arriva qui è come ho detto prima, come se non sono mai andato via. Quello che è bellissimo è portare da qui, quando si va in quell'altri posti, portare proprio la cultura, le tradizioni, parlare di tutto quello che succede qui in paese, e si apprezza molto di più quando siamo via da qui, quando siamo lontani dal paese. No, è una cosa stupenda, il mangiare, le tradizioni, ecco lì andate lì a prendere un bel bicchiere di vino col formaggio, una piazza bellissima come questa qui, che non ci sono tanti paesi qui vicino che ce l'hanno. E niente, fra un pochino arrivano le zampognare, per ora sono tutte a messa, che è una bellissima esperienza. Quando io ero bambino ce n'era una di Ciaramedda, ora è bellissimo vedere tutti ragazzini locali, ragazzini che hanno la passione, hanno l'amore per la musica, per le tradizioni, specialmente per le zampogne, come i cantori che ci abbiamo qui anche a Galati. Sono delle cose che quando io sono cresciuto qui non c'erano, che è bene vedere che questi passi avanti che si fanno e che le tradizioni rivengono a galla, diciamo, vengono rinnovate. Cavaliere, c'è qualche sogno nel cassetto, se ancora qualcuno deve essere aperto, visto che di cassetti e di sogni lei ne ha ottenuti veramente tanti, c'è ancora qualche desiderio? No, ma il sogno mio per ora è quello di fare qualche mesetto in più l'anno qui in Sicilia, qui a Galati, di fare qualcosa per me, ecco, ora che finora abbiamo fatto tutto per tutti, e sicché voglio, ecco, una cosa che voglio fare è venire in Sicilia senza dire niente a nessuno, ai miei, proprio prendere una macchina a Palermo, a Catania e girarmi il territorio come turista, perché io ho imparato molto di più dal di fuori, quando ero fuori dalla Sicilia, che quando ero qui, perché sono andato via quando avevo 22 anni. Però ecco, quello che voglio fare è avere un'esperienza proprio di quella lì, diciamo, solitaria, da turista, proprio voglio vedere effettivamente come, ma non parlerò nemmeno l'italiano quando arrivo qui, come fanno i turisti, voglio farlo, ecco, quella è una cosa, fermarmi nei borghi, fermarmi in questi paesini. Qui non sappiamo nemmeno noi quello che ci abbiamo. Vedo un paese come Galati, Longi, Castellumberto, Frazzano, tutto quello che ci circonda. Non sappiamo quello che ci abbiamo.
E io mi auguro solamente che tutta la gente locale, che ci mettono un pochino più di extra, diciamo, di quello, a far conoscere questi paesi, a far conoscere le nostre tradizioni, cioè di stare molto più uniti, non c'è Galati o Lonci, c'è la Sicilia, ci sono i paesi d'intorno, ci sono i paesani, ci sono i vicini e tutto quello, sicché quello che mi piacerebbe vedere sinceramente è essere molto più uniti, collaborare un pochino di più con i nostri vicini e niente, goderci questo territorio che non ci sono altri posti al mondo. Sono posti bellissimi, diversi, però questo è unico questo posto e siamo fortunati. Ci dica un po', quando ha pensato di lasciare la Sicilia per andare in America? C'è un giorno o un momento particolare che le ha fatto dire voglio andare? Il primo stato che ha visitato è l'America, il primo stato. No, io sono andato un po' la sua vita in pochi minuti. Oddio, ci vogliono qualche ora, ci vorrà. Comunque, no, io sono andato a scuola in Toscana, da qui dopo che ho finito le medie e un piccolo stop, diciamo, all'Istituto Tecnico Industriale a Sant'Agata. Dopo sono andato a Pisa a fare questi corsi di meccanica e lì mi sono messo a lavorare in un ristorante dove la passione della ristorazione e infatti è stata la passione così talmente forte che ho lasciato la meccanica e sono rimasto nella ristorazione. E allora la ristorazione lì per me è stata una cosa come rivoluzionaria, volevo fare le cose diverse, e allora questo ha attirato parecchio, diciamo, altra gente, chi è sto ragazzino che cerca di fare tutte queste cose. Quanti anni aveva? 20, ecco, dai 18 a 17 a 22. Allora, quando si è presentato questo signore, dice guardi, ho sentito parlare di lei e ho questo carissimo amico, sono dei romani, che sono a Los Angeles e hanno bisogno, un ragazzo giovane, un cuoco giovane che conosce la cucina toscana. Qui c'è un biglietto, andata e ritorno, pagato, viene, se gli piace rimane. Io non ho detto niente ai miei, assolutamente, con quel il passaporto me l'hanno fatto in pochissimi giorni. E sono andato a Los Angeles non per rimanerci, sono andato lì proprio per vedere il paese alle spese degli altri, proprio per questa, così ci sono arrivato. Ecco. E da lì poi l'esploit. No, da lì praticamente essere un cuoco, avere capito il rispetto per gli ingredienti, per le tradizioni, per le culture, fare le cose come si devono fare. Purtroppo non esistevano in quel periodo in America, non c'erano gli ingredienti, non c'erano, dopo la West Coast, diciamo, da parti Los Angeles, molto più arretrati di New York, Boston, da queste parti. Sicché dico, se ci rimango devo fare le cose come vanno fatte. Allora mi sono messo in testa di fare le cose giuste. Allora, ma addirittura da portare i semi, a piantarmi il basilico, a farmi curare, capito, le melanzane, quella viola, tutte queste cosette che piano piano praticamente col passare del tempo sono stati riconosciute tutte queste cose, tutta quest'amore, questa passione, diciamo, che avevo per la cucina e per i nostri territori e per la nostra gente, diciamo, ero un messaggero. Cavaliere Celestino Drago, è stato un grande piacere averla rincontrata. Grazie mille, colgo l'occasione per fare gli auguri di un felice anno a tutti amici, parenti siciliani, italiani, a tutti nel mondo. Auguroni, buon anno.